Per parlare delle previsioni vendemmiali in Francia è importante fare anche una piccola premessa, che arriva questa vendemmia in una fase congiunturale non certo facile nemmeno per la Francia, con una perdita nel primo semestre dell'8% del loro export in termini di volume, ma soprattutto per questa difficoltà sui consumi interni che previsioni abbastanza fosche parlano di un meno 25% entro il 2034, in particolare per i vini rossi, e non a caso hanno la richiesta, che è già in fase di applicazione, della distillazione di soccorso per quanto riguarda la zona di Bordeaux, che porterà all'eliminazione di circa 30.000 ettari di vigneto, sono un indicatore importante di questa situazione non certo semplice. Se guardiamo però le previsioni vendemmiali, forse la Francia dei grandi paesi produttori è quella messa meglio. I dati del Ministero dell'Agricoltura francese, del loro ufficio statistico Agreste, parlano di una perdita attorno al 3, massimo 5%, e quindi una forbice di produzione tra i 44 e i 47 milioni di ettolitri, un dato che porta la Francia ad essere, diciamo, in media rispetto all'ultimo quinquennio, anzi forse con qualcosina di più rispetto allo stesso 2022 sotto certi punti di vista. È chiaro che anche in Francia abbiamo una situazione a macchia di leopardo, un po' come avviene in tutto il mondo, con alcune zone dove la situazione rimane abbastanza stabile, con altre invece dove si notano anche cali cospicui. Se guardiamo i territori più importanti di Francia, abbiamo Bordeaux e sud-ovest, dove c'è stato un forte impatto delle fitopatologie, a partire dalla peronospora, ma anche vari casi di oidio e di botrytis. In particolare nel sud-ovest abbiamo, diciamo, perdite dovute proprio a oidio e botrytis attorno al 30%, mentre Bordeaux, i vigneti particolarmente colpiti da peronospora sono quelli di Merlot, e quindi una varietà particolarmente coltivata in questo importante areale della Francia. Lo Champagne invece non ha subito, a parte, diciamo, qualche grandinata, non ha subito particolari, diciamo, cali produttivi, anzi per quest'anno si prevede una qualità delle uve particolarmente elevata e per certi aspetti anche superiore rispetto all'ultimo quinquennio. Stessa situazione, o comunque similare, anche nella Borgogna, con un potenziale produttivo che non dovrebbe calare nonostante qualche isolato attacco di peronospora anche in questa straordinaria regione vitivinicola francese. Nel Beaujolais si parla di un potenziale produttivo ottimo, grazie anche a delle precipitazioni che hanno consentito di iridratare terreni che avevano subito nei mesi scorsi una siccità decisamente forte. Per quanto riguarda l'Alsazia e la Savoia, sono stati due territori che erano stati notevolmente colpiti dall'oidio, però fitopatologia che è stata superata, direi, in maniera decisamente adeguata, e anche in questo caso non si parla di grave perdita. Sicuramente più complicata la situazione nella Savoia, dove invece qui le perdite sono ritenute abbastanza rilevanti. Andiamo nel Jura e nella Valle della Loira, altre due importanti, diciamo, regioni vitivinicole francesi, che hanno avuto anche problemi di gelate primaverili e anche fenomeni grandinigeni di una certa rilevanza, però non hanno avuto quegli attacchi fitopatologici di peronospora che per esempio noi ben conosciamo in Italia, che hanno devastato, direi, quest'anno numerose regioni produttive del nostro paese, ma si parla di una quantità prodotta abbastanza invidia che gli anni passati. Abbiamo poi lo Charentese, in cui la situazione fitopatologica è stata non particolarmente virulenta, come è successo per esempio con la peronospora a Bordeaux per il Merlot, e quindi però abbiamo una varietà famosa come l'Union Blanc per questa regione, che invece ha subito attacchi peronosporici importanti, e vista la sua sensibilità a questa fitopatologia si prevede, diciamo, qualche leggero calo produttivo.
Infine finiamo con la Languedoc, Roussillon e Sud-Est, che erano stati territori particolarmente colpiti dalla siccità e hanno avuto anche qualche problema, soprattutto di botrytis per quanto riguarda le fitopatologie, ma le previsioni parlano di una produzione in media con gli ultimi anni. E nel sud-est della Francia invece ci sono state piogge primaverili che sono state positive per poter dare maggiore, diciamo, sviluppo in una fase importante da un punto di vista fenologico al vigneto, e anche in questo caso non parliamo di particolari cali, anzi di produzioni nella media quinquennale. Un'ultima annotazione comunque riguardo alla Corsica, dove sicuramente Peronospora Iudio, soprattutto nei primi giorni dell'estate, avevano dato un colpo abbastanza evidente ai produttori di questa straordinaria isola, ma poi si sono state, diciamo, ben contenute, e oggi possiamo parlare anche in questo caso di produzioni nella media quinquennale.